sono i maltrattamenti dei figli nei confronti dei genitori. Un fenomeno che è sempre esistito, però si è accentuato negli ultimi anni, e alla base di questo fenomeno c'è sicuramente un fortissimo disagio sociale, psichiatrico, e talvolta anche spesso anche accompagnato da tossicodipendenze e alcoldipendenze dei figli. Violenza che si consuma tra le mura di casa, quella dei figli nei confronti dei loro genitori però è in aumento. Violenza che si consuma tra le mura di casa, quella dei figli nei confronti dei genitori è in aumento. Un fenomeno noto non solo a Treviso, ad affermarlo il procuratore Marco Martani nel giorno in cui la procura diffonde i dati sulle vittime di maltrattamento, violenza sessuale, lesioni, stalking, per i quali il diritto nel 2019 ha introdotto un nuovo strumento di tutela, conosciuto con il nome di Codice Rosso. Dall'inizio dell'anno in provincia di Treviso i casi di stalking sono stati 147, 91 le violenze sessuali denunciate, 208 gli indagati per maltrattamenti. Se i dati discostano di poco con quelli dello scorso anno, ad aumentare, ammette il procuratore, sono i casi in cui la violenza avviene per mano dei figli, sia maschio che femmina, un fenomeno che, aggiunge Martani, potrebbe essere ancora sottostimato. Questo fenomeno poi secondo me non è ancora emerso nella sua totalità, perché le situazioni che inducono un genitore a denunciare un figlio sono veramente situazioni estreme, e credo che ci siano ancora molti casi in cui i genitori soffrono in silenzio situazioni analoghe. Sulle ragioni che starebbero portando a questa deriva è intervenuto oggi il medico psichiatra Alberto Kirn in tribunale per un'udienza. Si ricorre all'uso delle sostanze in età sempre più precoce, sostanze viste come una scappatoia, tante volte dalle problematiche, tante volte dalle situazioni magari che non si vogliono vedere all'interno della propria famiglia. Sempre più giovani alterati dall'uso di droga e alcol, incapaci di dialogare in famiglia, famiglie distanti seppur vicine, che sovente hanno rinunciato ad ascoltarsi. E poi una cosa che secondo me andrebbe sottolineata in maniera importante è l'aspetto di cominciare a discutere di queste problematiche, non averne paura, e, come si fa in tutti gli ambiti della medicina, cominciare a parlare di prevenzione in maniera seria anche in psichiatria.